Allora, eccoci qua, siamo rientrati, il consueta ultima parte della trasmissione, Ermanno, che continuiamo a dedicare alla politica. Questa sera abbiamo come ospite un candidato presidente. Per il momento mi pare che siano 5 i candidati presidenti ufficiali, uno di questi 5 l'abbiamo in studio ed è un medico, tra l'altro. Ecco. Bene. Quindi, allora, affrontiamo il problema delle elezioni di quest'anno. Elezioni che sono importanti perché comportano un cambiamento sostanziale di quello che sarà poi la regione del Veneto, perché se continua a restare a questi livelli, naturalmente diciamo che l'economia diventa sempre più pesante, visti anche i dazi che poi Trump ci ha messo e naturalmente il blocco dell'economia verso la Russia, che ha pesato notevolmente anche sul Veneto, e di conseguenza dovremmo, diciamo, i prossimi politici che gestiranno la regione dovranno rimboccarsi le maniche su tanti argomenti. Allora vorrei appunto presentare il nostro... Certo, presentiamo il nostro ospite innanzitutto, che ringrazio per essere qua nei nostri studi, il dottor Riccardo Szumski. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei. Riccardo Szumski è a capo di un movimento che ha avuto un buon riscontro da quando è nato e che è Resistere Veneto. Lei è candidato presidente alla regione del Veneto. Allora partiamo col primo contributo. Sì, partiamo con un contributo nel quale presentiamo il candidato e raccontiamo un po' che cosa ha fatto e che cosa fa. Riccardo Szumski, classe 1952, è un medico di base in pensione, ma con oltre 30 anni di esperienza a Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, comune di cui è stato sindaco per 4 mandati. Szumski si è fatto quindi conoscere nel panorama civico e sociale veneto, ma è salito anche alla ribalta nazionale per le sue posizioni no vax, no mask, no Green Pass durante la pandemia Covid, opponendosi ai protocolli che venivano calati dall'alto. Per questa sua scelta è stato radiato, ma non ha per questo smesso di lottare per la dignità della persona e il diritto alla cura, nella convinzione che il Veneto meriti un governo più vicino ai cittadini, fatto di ascolto e concretezza. Nel 2022 ha fondato l'associazione Resistere come Szumski, alla quale hanno aderito migliaia di cittadini e comitati, e sulla base di questa adesione ha scelto di presentarsi anche come candidato presidente alle elezioni regionali del Veneto 2025 alla guida del movimento Resistere Veneto. Riccardo Szumski porta avanti una visione di sanità pubblica più umana, efficiente, radicata nelle comunità locali, ma il suo programma va ben oltre. Ambiente, autonomia regionale, sostegno alle piccole e medie imprese, difesa dei diritti costituzionali. Questi sono solo alcuni dei temi centrali della sua proposta. Sostenuto da una rete di liste civiche e movimenti territoriali, Szumski si presenta come alternativa ai partiti tradizionali, puntando a una partecipazione dal basso e al rinnovamento. Una candidatura che da subito ha fatto discutere e che si propone di riportare il Veneto al centro di un cambiamento vero, partendo dalle persone. Allora, abbiamo sentito... Entriamo nelle tematiche sostanziali del Veneto. Direi che la prima per importanza è proprio la medicina e la scienza, e soprattutto le modalità della cura, i siti dove naturalmente gli ospedali che devono essere all'altezza della situazione, e soprattutto la carenza di medici e la carenza naturalmente di tutti gli operatori della sanità. Non solo, ma c'è anche un'altra, la fuga dei giovani, perché un medico laureato e diciamo specializzato dopo 20 anni si vede offrire uno stipendio
che è estremamente da fame. Allora, naturalmente, siccome le offerte a livello europeo sono tante, la maggior parte dei giovani se ne sta andando, quindi è la fuga dei giovani. Noi impegniamo un sacco di soldi per l'istruzione e la nostra istruzione è anche di buon livello, però alla fine abbiamo investito perché gli altri ne traggano vantaggio. Questo è uno dei tanti percorsi, ma lascerei a lei l'iniziativa di raccontare che cos'è la medicina oggi e che cosa bisogna cambiare nel Veneto per la nuova medicina. Prego. Noi abbiamo iniziato un percorso incontrando la gente per cercare di capire quali erano le esigenze, piuttosto che raccontare subito quello che volevamo noi, e questo è una cosa che mi ha sorpreso molto, perché in qualsiasi parte del Veneto, dal Garda al Tagliamento, dalle Dolomiti al Po, la richiesta è: la sanità ci preoccupa perché sta perdendo qualità, perché le risposte non ci sono, perché viene meno il rapporto con il paziente, quindi l'umanità, e questo è un dato incontrovertibile, che non vuol dire che non sia una sanità di livello, ma sta perdendo qualità. Ovviamente i motivi sono molteplici, i costi crescenti, però noi evidenziamo che c'è stato un errore nel costituire l'azienda zero, cioè nel trasformare la sanità dal punto di vista di gestione solamente e prevalentemente economica. Bisogna invece ripristinare l'erogazione dei servizi e avvicinarli alla gente, perché questo diciamo, meccanismo di valutazione economica fa sì che tu sottoponi a uno stress incredibile i tuoi operatori, che alla fine se ne scappano. Abbiamo delle dimissioni incredibili. Ieri sera ero in una riunione, si è alzata un'infermiera e ha descritto quali sono le condizioni di lavoro all'interno del sistema, cioè non riescono ad avere né i materiali non sono di qualità, quindi vuol dire che a monte la scelta è: risparmiamo. Allora, nella sanità, che è competenza autonoma e l'82% del bilancio regionale, crediamo debba essere seguita con un'attenzione particolare. Quindi anche dal punto di vista della scelta dei direttori sanitari, meno scelte di amici, tra virgolette, mi si passi il termine, di gente obbediente, ma più scelta di qualità, di gente in cui l'indirizzo di governance della sanità è dare servizi efficienti, chiaramente tenendo a bada quali sono i costi. Per quanto riguarda poi il problema dei giovani medici, io ne ho un esempio clamoroso nel mio paese. Io ho un medico che è diventato di livello, a 36 anni gli hanno offerto di fare il primario di chirurgia pediatrica a Londra. Quando mi ha salutato mi ha detto: me ne vado con tutta la famiglia, perché in Italia prima di 50 anni 60 io non divento primario e anche devo dire signor sì e signor no. Capiamo che dobbiamo rimettere la qualità al centro delle scelte, non la clientela, non l'amicizia, non le raccomandazioni, e questo andrebbe fatto ovunque. Quindi ci vogliono poi anche scelte che portino risorse. Allora io dico: se io sono il Presidente della Regione o sono quello che governa, la maggioranza che governa, bisogna fare scelte che tutelino quell'autonomia, prima di tutto, della sanità, e non altre avventure che comportano bloccare delle risorse da rimettere sulla sanità, perché parliamoci chiaro, la Pedemontana Veneta blocca delle risorse per quanto possa essere utile, in futuro all'economia, ma questi costi che sono crescenti fino al 2060, c'è un blocco importante di risorse, dove andiamo a prenderle? Sull'autonomia avremmo potuto fare qualcosa di più e portare a casa risorse. Io dico che colui che è candidato per uno schieramento ovviamente avversario al nostro, diverso dal nostro, era Presidente della Commissione per il federalismo, ma l'unico federalismo che è stato fatto è quello per Roma Capitale. Questi sono fatti, poi è inutile chiedersi perché i cittadini non vanno a votare, fanno astensionismo o sono delusi, perché i risultati degli anni delle promesse devono finire, insomma bisogna dare a fatti e manco ciacque. Un commento sull'esperienza che lei ha avuto nel periodo del Covid. Ritiene che il percorso sia stato positivo, oppure con l'esperienza, diciamo, a conclusione di questo percorso si poteva fare meglio, di più, oppure abbiamo fatto dei percorsi sbagliati?
si poteva fare molto meglio. Io lo dissi e lo scrissi anche alle mie autorità superiori sanitarie, quello che si poteva fare a marzo 2020, che si poteva curare, c'erano degli esempi diversi di approccio, non dovevano essere abbandonati i cittadini, lasciati diciamo allo sbando, non dovevano darsi ordine ai medici di non andare a vedere rapidamente i pazienti, che è una cosa che bisognerebbe fare sempre al di là del Covid. Insomma, il rapporto col medico e il paziente va visitato sempre e comunque, e sicuramente si poteva far meglio, si poteva salvare molta più gente. Non si deve fare terrorismo sanitario, perché il sistema immunitario, se è terrorizzato, risponde meno di suo. È una questione di buonsenso, di una cosa che ci hanno sempre insegnato a medicina, non so se è cambiata adesso, che tu devi essere di supporto al cittadino, non devi mettergli paura. Poi le prudenza e le raccomandazioni ci stanno, ma lo devi aiutare, quindi si sarebbe potuto fare. Io critico anche la gestione di chi aveva la responsabilità in Regione Veneto con conferenze stampa che non erano per aiutare i cittadini, 200 metri da casa, insomma una cosa indecente, anche l'inseguimento, macchina uno davanti, insomma il mio giudizio è estremamente negativo. Tanto è vero che io lo ribadisco, insomma, i morti nel mio comune sono stati meno degli anni precedenti, doveva essere così terribile, bastava andare a curare la gente, poi per carità gli anziani, i sensibili, tutto quanto. Secondo me si poteva fare un impianto e non si doveva arrivare alle decisioni di limitazione e violenza della Costituzione per quanto riguarda le libertà. Imposizioni come quelle del Green Pass io non me le dimentico, perché per andare a lavorare c'era un obbligo in cui tu dovevi anche firmare che c'era un obbligo, ma ti assumevi la responsabilità di un prodotto. Adesso io faccio parte di gruppi mondiali che mi mandano lavori che stanno venendo, che insomma c'erano parecchie pecche in quello che veniva detto che era sicurissimo, per carità. Diciamo che l'Italia è l'unico paese europeo in cui c'è stato l'obbligo per i lavoratori, quindi mi pare che non è stato che chi ha governato la regione abbia detto no, io faccio diversamente, abbia dimostrato autonomia nella gestione, non mi sembra per niente. Ho capito. E passiamo allora all'istruzione. Le scuole stanno diventando sempre più vecchie, gli allievi sono sempre più, diciamo, difficili a cui insegnare, perché naturalmente le origini non sono solo italiane, ma vengono anche dall'estero, con famiglie naturalmente che hanno culture diverse, e di conseguenza gli insegnanti si trovano di fronte a una didattica che è completamente rivoluzionaria rispetto, ma non sono preparati a farlo. Poi c'è la carenza naturalmente anche degli allievi nelle scuole, per cui c'è una chiusura, per esempio, di molte scuole elementari nei paesi più piccoli. Prego. Questo è un problema che già si era evidenziato per quella crisi demografica che non nasce oggi nel nostro paese, e anche per una razionalizzazione, perché poi manutenzione delle scuole, parlo da ex sindaco di lungo corso, che pesantemente incide sui bilanci, perché la competenza è dei comuni, perché è chiaro quindi che poi a un certo momento si cerca di accentrare, però anche questo è un errore, perché se si portano lontano le scuole si spopolano determinati territori, si riducono i servizi, poi non ci si può lamentare che la montagna muore perché la gente scappa. Sulla scuola direi che ci sono elementi che noi vogliamo cambiare, per quanto le competenze non siano regionali totalmente, ma sicuramente di affiancamento, perché questo indirizzo di creare ragazzi che non pensano, e con determinati indirizzi che vengono dall'Europa, ahimè anche questi sono accaduti, sul green, sull'inclusione, su cui noi siamo d'accordo, l'inclusione, io sono un esempio, sono un cognome come il mio, però voglio dire, non può essere che un ragazzo nostro deve essere colpevolizzato perché qualcuno arriva da paesi che sono in difficoltà, deve capire che il rispetto ci vuole sempre. Poi è chiaro che ci sono due velocità, io ho una bambina di 7 anni, c'è una metà classe che è ovviamente di provenienza straniera e ha delle velocità per la maggior parte diverse, quindi c'è una penalizzazione. Chiaro che non si è pensato a questo e bisognerà un attimino far sì che la formazione aiuti gli insegnanti ad essere, diciamo, più
suggeriti, più preparati su questo fronte. Devo dire che i ragazzi sono più difficili perché abbiamo avuto anche una seconda coda dei blocchi del Covid, dove abbiamo limitato la socializzazione e quindi sono diventati tutti telefonino dipendente, anche i più piccoli. E questo impedimento è grave, è difficile tornare dal fatto che i ragazzi si rifugiano su se stessi o su un interlocutore che trasmette a senso unico, non c'è scambio. Questo lo dovremmo recuperare con degli interventi di socializzazione che siano più estesi anche nelle scuole e anche con i genitori, perché qualche volta per il genitore è comodo dare il telefonino, però poi non si accorge del risultato che ci sarà dopo, quindi dovremmo fare tutti uno sforzo di coinvolgimento, ma è un lavoro che si può fare solo parlando con la gente e facendo capire che è un problema che riguarda tutti, non qualcun altro. Certo, ma nel concetto dell'autonomia lei è favorevole o contrario? Ma io da quando sono stato sindaco io sono un super autonomista, tanto è vero che ho preso una serie di decisioni da sindaco facendo causa allo Stato e vincendola su alcune sottrazioni di risorse al mio comune. Ho denunciato un presidente del Consiglio perché non mi lasciava il patto di stabilità allora mettere a posto una scuola che era a rischio sismico, ottenendo poi un risultato che, badate, è servito a tutta Italia, perché per un anno è stato sospeso il patto di stabilità e tutti potevano mettere a posto le scuole se avevano risorse proprie. Io credo che sia doveroso. L'Italia strutturalmente è una realtà in cui ci sono tantissime pezzi che stanno insieme con alcune caratteristiche. Ognuna dovrebbe avere la sua potenzialità di rispondere alla sua identità storica, culturale, di lingua, di sviluppo economico, con avere la possibilità di decidere su alcune materie. Qui abbiamo fatto quello di Roma Capitale, lasciamo perdere quelle che sono già le regioni a statuto speciale in cui il Veneto soffre concorrenza essendo incuneato tra Trento e Bolzano e il Friuli. Immaginate la provincia di Belluno che concorrenza sleale abbia, però dovrebbe essere possibile fare anche autonomamente delle scelte che non sono in controtendenza ma sono a favorire le realtà e le caratteristiche che il territorio presenta, e anche con delle risorse adeguate, perché noi abbiamo 15 miliardi di residuo fiscale. Credo che sia giusto una quota a parte ce la si possa giocare per spingere autonomamente il proprio territorio a sviluppare le caratteristiche economiche, sociali, turistiche, insomma ne abbiamo una valanga in Veneto, nel modo che ritiene opportuno. Grazie, ma da ultimo, l'alta velocità, il Veneto è totalmente al di fuori. Adesso si comincia a pensare, ma forse nel 2050 forse arriverà la prima tratta. È possibile una cosa di questo genere, visto che il Veneto è una delle regioni più industrializzate d'Italia, ma anche d'Europa? Allora, l'alta velocità siamo rimasti fuori, c'è anche una, diciamo, nello sviluppo iniziale della situazione, ed è stato un errore perché noi siamo nel corridoio est-ovest e quindi avrebbe non solo un interesse Veneto. Abbiamo alcune difficoltà, secondo me, con cui chi sviluppa questi grossi interventi, sia la regione ma anche lo Stato, soprattutto perché questi si fanno, non interloquisce con i territori, perché i cittadini vanno convinti e coinvolti. Non gli si fa recapitare sopra una scelta decisa altrove perché va bene così. E perché sono anche critico sulle Olimpiadi di Cortina su questo. È una grande opera che è stata catapultata sui bellunesi. Se uno percorre, come ho fatto io, la provincia di Belluno, non a Cortina ma attorno su tutto il territorio, vede che non si attendono nulla di buono, anzi vedono un peggioramento ulteriore della loro situazione. Quindi quando fai una scelta che impatta sul territorio, e devi discuterne con i cittadini, devi convincerli. È un lavoraccio, ma non è che può essere decisa altrove, addirittura anche fuori del Veneto. Lo stesso cosa è sull'alta velocità, bisognava capire e scegliere col territorio quali erano i percorsi e gli interventi più rapidi da fare per capire che è una risorsa, non solo una penalizzazione. Poi certe scelte progettuali sul territorio dove si vanno a colpire siti sensibili, è chiaro che bisognava anche poter decidere di salvaguardare alcune zone ambientali, perché l'ambiente non è solo il green, il fotovoltaico, l'ambiente è alberi, è verde, è panorami, è tutto questo. La vostra proposta principale per queste elezioni
Quale messaggio date ai vostri Noi abbiamo alcuni messaggi. Uno, difesa delle libertà individuali, difesa dell'identità e cultura veneta, la sanità, l'ambiente e aiutare il tessuto economico delle piccole, medie e micro imprese, che è più in difficoltà di tutto e che è ancora la colonna portante della nostra economia. Noi dobbiamo aiutare a far squadra, a fare un sistema consociativo che permetta di competere all'estero, di minimizzare i costi delle innovazioni e anche poi di pagare adeguatamente le risorse dei nostri ragazzi, perché è inutile che se ne vadano in giro per il mondo a portare quello che hanno conosciuto perché non hanno soddisfazione in patria. Prima aiutiamo i nostri. Un suggerimento, anche l'agricoltura. Sull'agricoltura noi puntiamo molto all'agricoltura legata però alla produzione agricola, diciamo per l'alimentazione, non per le grandi monoculture che hanno sì un risvolto economico, però poi a lungo tempo danneggiano e mettono a rischio il fatto che i ragazzi, ce ne sono molti, vogliono investire sull'agricoltura, ma dobbiamo dare degli aiuti, delle linee guida e un supporto, di avere dei mercati corti, delle filiere, per cui se uno decide di far radicchio non possa succedere quello che succede a 0,100 che vengono pagati a Chioggia o anche il Trevisano €1, cioè capite come fanno a stare in piedi queste cose. Quindi noi dobbiamo capire che è importante anche questo. Abbiamo molte tenute che sono di proprietà della regione, che sappiamo che non sono valorizzate, non vorremmo che venissero date per fare fotovoltaico sul toro agricolo, noi vogliamo che vengano, ad esempio, con una proposta molto semplice, messe in affitto a favore dei giovani imprenditori che rimangono sul territorio a produrre per la filiera agricola alimentare. Grazie, grazie finite e tanti auguri per queste votazioni. Grazie, come il nostro motto, duri ai banchi. Bene, grazie dottor Riccardo Szumski, grazie per essere stato con noi, lo ricordiamo ai telespettatori, è candidato presidente per il movimento Resistere Veneto. Grazie per essere stato con noi e mi unisco ovviamente agli auguri di Ermanno per questa campagna elettorale che è ancora lunga. Grazie ancora. Grazie anche ai telespettatori che ci hanno seguito fino a quest'ora. Adesso vi lasciamo alla nostra programmazione e noi ritorniamo con TV7 Match la prossima settimana, come sempre alle 21. Buonanotte a tutti.